Neanche qua Lega non si fa niente. No, beh, hai capito. No, ma io sono un partitore libero. Un bicchiere per il nostro sindaco. Beh, intanto ti saluto con gioia. Io so che Giancarlo Gentilini nel suo cuore è sempre stato e sempre sarà uno che non tradirà mai il Veneto, e lo dico con orgoglio perché lui ha dimostrato nei fatti alcune cose, al di là delle bandiere che gli hanno messo addosso, che lui ha scelto di non andare mai a Roma. Bravo! Uno che non va mai, che ha scelto di non andare a Roma, e uno che ha già condiviso senza saperlo, ma da stasera lo sa, il principio fondante di Veneto Stato: noi non andremo mai a Roma, e quindi sei i nostri. Senza Carlo Pip! Dai un benvenuto a Veneto Stato. Carissimi amici, Di Veneto Stato. io ho sempre rinunciato alle cariche politiche a Roma. Io voglio stare con il mio popolo, portarlo alla rivoluzione, come ho detto a Venezia. Voglio la rivoluzione. Bene. E quindi la rivoluzione comporta l'occupazione, se fosse possibile, con le armi, hai capito? No, guardate che quel giacque non si fa un cazzo. Col consenso. Io vengo fuori da un'esperienza del passato dove a 10 anni eri già un soldato, un militare, e quindi io sono di quella generazione che aveva il damigiane di Oio Derissino e i manganei fatti, te sa, con più che ti battevi più tu ne venivi. No, ecco, quindi Io ti ringrazio. e vedete, Posso? io sono più rivoluzionario degli altri. No! Questo è honoris causa, te lo dovrai meritare col tempo. Oggi è un auspicio. Quindi, socio onorario di